Partecipare è importante, ma quando si vince è tutta un'altra storia. Lo sanno bene i ragazzi della Media Giuliani di Dolo, che si sono sentiti proclamare vincitori niente meno che a Roma, nel prestigioso contesto del MAXXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dove si è svolta la quarta edizione del concorso intitolato a Teresa Strada, promosso da Emergency. La terza è stata premiata grazie al lavoro di Francesco Don su uno dei diritti universali meno spesso citati. Ho fatto un tema sul diritto al riposo e allo svago e ho preso ispirazione dalla rivoluzione industriale che abbiamo fatto quest'anno a scuola e in cui gli operai venivano sottopagati e sfruttati, poi anche dallo sfruttamento dei minori col lavoro. Io ho fatto questo tema su questo diritto perché molto spesso non viene preso in considerazione pensando che non sia molto importante. Invece per me è uno dei diritti più importanti dell'umanità. Il premio è stato consegnato da Cecilia Strada, figlia di Gino Strada e Teresa Sarti, nonché attuale presidente di Emergency, l'associazione umanitaria che offre cure mediche gratuite in molti paesi del mondo. Intanto io oggi sto facendo il lavoro che faceva lei, cioè il presidente di Emergency, che vuol dire preoccuparsi, fare in modo che Emergency possa continuare a curare una persona ogni 2 minuti come ha fatto negli ultimi 20 anni. Quello che mi ha trasmesso è intanto un grande amore per i ragazzi, lei faceva l'insegnante, quindi un grande amore, una grande attenzione verso quelli che oggi sono piccoli bambini o giovani, adolescenti e che sono gli adulti di domani. Dal viaggio in treno alla rapida visita della città fino alla cerimonia nell'auditorium del MAXXI, l'esperienza romana ha dato grande carica ai ragazzi e alla loro insegnante di lettere Maristella Tuzzato, già in pista con altri progetti. È stata emozionante questa premiazione, ci ha dato modo di vedere i lavori anche di altre scuole e anche di conoscere da vicino personaggi per noi importanti perché veramente operano nel nostro mondo per renderlo migliore, personaggi come Cecilia Strada, che abbiamo preso l'occasione per invitare a partecipare a una delle nostre attività a scuola. Ci piacerebbe che venisse al concerto finale del progetto del Bob Dylan's Peace il prossimo anno. Lei ha accettato e l'aspettiamo. Gli studenti di terza E si sono portati a casa 500 euro per l'acquisto di materiale didattico, un lettore di libri elettronici e magliette per tutti. Piccole cose paragonate all'enorme soddisfazione di sentirsi parte di un gruppo creativo e vincente. Bello crescere così. I pipurà alla nostra scuola è a Francesco.